Questa vaina è stata con Giudu della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Per questa nuova puntata di Sardegna Sagrada, siamo benvenuti a Canta Euristanisi in sa bidda di Santa Justa. Questa bidda ha piccato su nomini proprio dessa santa de sagali de peus chistionai in questa puntata. Chi ne via da Santa Justa e chi ne vianta is cumpangias de martirio cosa sua, Giustina e Enedina. De sicuro vianta santas chi in su Mesuevo, fianta meda stimata sa poita 11 ecclesias ci vunt in tutta sa Sardegna dedicadas a issas. Ecclesias parrocchialis, ecclesias succursales, da una parte a Satra, da su nord a su sud, di s'isola nostra, Santa Justa, con is compangias cosa sua, est stimata e venerata in ogni luogo. Ma sa cosa de prus importu è de sicuro questo fabbrico spantoso che biesi a spalas cosas mias. Esti una de ecclesias romanicas, prus bellas, prus mannas, prus spantosas de tutta sa Sardegna. I te che scieuso de questa ecclesia e sa data de sa fondazione non da scieuso dei documenti ma da podeuso ricavai de su stili de sa ecclesia e tutto. Poita s'architetto che da disegnata ha piegato per modello una parte de sa ecclesia cattedrale de su Duomo de Pisa, che è stato consacrato nel 1118 e proprio è stato copiato per vai questa ecclesia. I maestri che hanno fabbricato la ecclesia Santa Justa pianta proprio Pisanos, l'architetto de sicuro via Pisano, e venne in noi per vai questo straballo. La diocesi di Santa Justa è stata fondata negli anni 70 del secolo XI. Naraso a Singirio del 1073, per ordini del Papa Gregorio VII. Su primo vescovo che noi conosciamo della diocesi di Santa Justa è Agostino, che nel 1119 ha piegato parte alla consacrazione della Chiesa di Santo Sadurrino in Castello. Questi maestri che vanno a ribaus de Pisa, pondi pesai sa Chiesa in formas che bieus, hanno piegato su materiali de ruinas de antigas cittadi stotta a Singirio dei noi. Tarros in maniera particolare, che a pago chilometri dei noi, ma sa proprio cittadi de Santa Justa, che esiste già in edadi punica e romana e sinarada ottoca, potessi gli ha donato materiali per fabbricare questa ecclesia. Ma per comprendere meglio su dei gusti che siamo cristianendi, andiamo a dire sa ecclesia a intruso. Ecco, noi viviamo in Arendi, a questa ecclesia di Santa Justa, bieus che è fatta proprio
a tres navadas, con cussa in mesu, con sa copertura dell'innammini, e is attras minoris de una parte e de s'altra con sa copertura de bovida. Is arcus che sostenenti sa copertura dell'innammini bieus chi funti appoggiaus a pizzo de colunnas anticas. Custas colunnas anticas funti totu spigadas de tarrus, podidessi, e mancai de calincuno altru edificiu de s'edade romana de noi de ottocca e tottu. Is capitellus puru funti sa pros parti anticus e calincun altru estetiu fattu proprio de is piccaparderis romanicus, immittendi ai gussus anticus. È proprio una specie di collezione d'arte antica e bieus in noi d'ogna stili anticu proprio rappresentau. Sa cattedrale de Santa Giusta è una deis prus mannas e deis prus bellas cattedralis de totu sa Sardigna e tenedi una specialitadi. Estetia fatta già con sa cripta, cioè s'architetto da pensata tenendi a sutta de saltari maiori uno sotterraneo che si nara cripta. Sa domanda che si vaeuso è custa, ma poitta de totu is cattedralis anticas de sa Sardigna sceti cussa de Santa Giusta teni custu locali, sa cripta posta sotterra. Poitta, secondo sa tradizioni, fia custu che poi è diventato sa cripta, su presoni a undi Santa Giusta estetti adenta presonera per ordini de sa mamma cosa sua, che si narà Cleodonia, che via pagana, che volia forzare sa villa a lassare su cristianesimo. Ma s'eroica resistenza de questa picciocchedda, che secondo sa tradizioni, quando proprio succede tutto questo, tenia da scetti 2 anni, naremo questa eroica resistenza ha fatto sì che altras piccioccheddas de sedadi cosa sua e tottu, Giustina e Enedina, diventessero cristiana a impari de issa. Anti arricciu turmentus de d'ogna manera, e sa questione che lascia sempre su interrogativo è: funti mottas martirisi o funti mottas de morti naturali? Poitta è questo su problema narauso de prus importo, studiendi sa vita de questa santas. Nisciuno narda che sianta stettias boccias con sa spada, commenti suzzeria da casi sempre, voi santas anticas. Funti mottas poi strummentus che anti arricciu, cioè talmente funti stettias maltrattadas che a Savini funti mottas commenti si vessinti martirisi e tottu. E secondo sta tradizione, un'otta mottas funti stettia interradas in su presoni e tottu chi via da una specie de cantina a intres a domo de gusta Cleodonia. Commenti nanta is historicus de sedati prus antica, tottu gusto depidessi suzzerio face a Savini de su primo secolo a posti de Gesù Cristo, ma tocca dannai che in verità quando è stato proprio consumato su martirio de questa santas non si scidi con precisioni. Ma andau a sapere questo logo, questa cripta, che torrannai è unica in tutta sa Sardigna. Mentre sa cripta de sa basilica de Santa Giusta, anzi sa cattedrale de Santa Giusta, accanto a Euristanisi, bieus che su sistema de su fabbrico e su proprio de impizzus. Cioè, tutta una serie de colunnas anticas, però sa novità di noi è che is capitellos des colunnas funti stettius fattus totus in sedadi romanica, scetti calincuna basi è de sedadi romana. Sa bovida dubiesi è tutto fatta de arenaria e sa cosa de proprio ponni bene in chiaro è che su chi ha pensato sul progetto de sa cattedrale ha pensato in suo proprio tempo sul progetto de sa cripta.
chi vessi su logo del suo martirio de sa santa, su presoni cosa sua, è stato in dubbio vinzasa su 1985, quando in noi vendi un cantiere del restauro, antivatto puro uno scavo a sutta del subamento e tantagattao, barraccasa del suo periodo nuragico e un arrogo e muro del suo periodo punico. In noi del sedati romana non ci via proprio nuda. Don Casetta tocca da pensare che quando su vescovo ha donato s'ordine a s'architetto de vai su progetto, a su vescovo diventa promittio de di denni reliquiasa dei santasa Giusta Giustina e Nedina de allogai in custa cripta. Ma in noi reliquiasa non funti mai arribadasa a su mancuso in su mesuevo. E doncasa po tanti seculoso sa divozioni si è concentrata a pizzo des immagini dei tre santasa. Sa prusa antica che si possedi di deoi esti una statua dell'Inna pintata in estofato de oro che è de sa primo metadi de su 600 e esti allogata in sacrestia e si votata in processioni. Sempre in sacrestia c'esti uno quadro pintato de su pintore casteddaio Antoni Caponi su 1840 che si va biri i santasa Giusta, Giustina e Nedina tottosu in pari. E sempre de sottocentosu esti una statua de mramori de Santa Giusta che si agatta proprio a noi, in noi a intro de sa cripta. I Santa Giustesusu non si punti mai a pagiausu, però de nottenni in reliquiasa in noi, in sagrese e tutto cosa sua de Santa Giusta. E doncasa anti sempre aspettau su momento de da spodi tenni de nou. Secondo sa tradizione, vianta stetti avvottata de noi in casteddu, poi da sponni in sicurezza, che in noi ci vianta medottasa is incursionis de spiratas arabus. Questa via sa tradizione. E doncasa prodotto su mesuevo questa reliquia puntiaturata in casteddu, agattata in su 600, perdiasa una tarotta durante la seconda guerra mondiale, funti dorrata a pillu in su 1997, ma pondi scirimmelluso de dottus operazioni che seguia a questa scoperta de su 97, andaso a domandare a uno dei protagonisti che ha fatto sì che il reliquiasa a su mancosu impatti torressi in noi in su 2004. Questa persona si narra da Tino Melis e a Savini de is annus 90 via su sindicu de Santa Giusta. Ma andauso a agattai su sindicu Melis. Seus in domus de Dino Melis, chibo 15 anni è stato su sindico de Santa Giusta, de su 1990 a su 2005. In questi anni ha tenuto un onore medamanno, sonori di essi gussu che ha fatto tornare in questa comunità il reliquias dei Santas Patronas Giusta, Giustina e Nedina. Dottor Melis, come ti succede questa cosa? Se ti può raccontare? Da mi ricordo che vi leggendo sui giornali e a un certo punto vi questo articolo in cronaca di Castello che io ho agattato i reliquias, is arrastos, un sarro, is arrastos, de Santa Giusta, Giustina e de Nedina. In pari gustas de Santa de Santa Restituta. E l'articolo do Deneoso. Ah, ecco. Allogavo ecco. Momenti una reliquia e tutto. Ecco, sì, proprio questo io leggo. Quindi si vi ha opposto subito il movimento con l'amministrazione comunale e con suo parroco in Saras, Don Umberto Lai, poi di betti questa reliquia. Poi, depunai che io leggo pure che lui vi una conferenza fatta del suo professor D'Adea, che è su questo che ha agattato il reliquias, a Castello. E se sono andato
con due riga dessa amministrazione, voi intendi su chi narada. Sì, e l'articolo tu teneu pure, Ecco. su 6 di aprile del 98, questa Ecco, conferenza. torreti scontos. In Sarasa, io conosco a professor D'Adea e io sono ci caso di fare qualcosa con di voi betti questa reliquia. Sa? E si era consigliato di fare questa domanda a Monsignor Alberti, che via s'arcivescovo de Castello. Sì, signor Ottorino Pedro Alberti, che via proprio arcivescovo di Castello, è un grande studioso della storia della Grecia, un uomo di grande cultura. Sì, e quindi con Monsignor, con Don Umberto e altri dessa amministrazione, si sono andati a Castello. E io si domandava ufficialmente desi voti torrai questa reliquia. E isso andavo, vedevo su che potevo fare. Vieus, infatti, sì. Deo mi dà ricordo bene questa cosa, mentre via d'andata. Signor Alberti mi dia annao questo, mi ha domandato conto, e Deo ha mandato conto mio, tranquillamente, donato questa reliquia che proprio antessi venerata con tutto l'amore di Sant'Aglio stesso, però ci via su giubileo un mese, e questa cosa è stata un pago lasciata da una parte. Funti passati mesi, sì, funti passati anni. Però, sul disegno di Sant'Aglio stesso, è stato sempre su proprio. Fiauso sempre pensando ai gusti. Poi, a un certo punto, ha scrovetto che sul barroco no di Santa Giusta, predizzanda, Sì, fia d'amico del Monsignor Ruggio, che via da suo parroco dessa Grecia de Sant'Anna. E noi abbiamo agattato questa reliquia. Esattamente. Monsignor Zanda ha traballato come vanti spredisi, meda segretamente, e a un certo punto io ho fatto una domanda, Santinao de vai domanda ufficiali scritta a su vescovo, a su bispo de Castello, a s'arcibispo. Contraffirmata su arcibispo de Aristani. Sì. A giugno arriva da sa risposta. De sanno? 2003. 2003. A questo punto si sono su, era sotto de giugno, mi ricordo, I via arriva da Salitra. e il professor D'Adea sanao, su vescovo, su bispo è accanto a de Ciandai, è accanto a de Finì. Tocca da fare impressi. E in Sarasa io sono andato e dovevo fare. Ci causa questa urna. E decidevo di andare a Roma, Deo, predizzanda e su professor D'Adea. Andavo a Roma in cui io sono girato Grecia, e io sono cercato in luogo su che vendiano di questa urna, però non gattiavo su questo che veramente si piaceva. Poi a un certo punto io subì una urna pitticca. Ma via troppo pitticca. Via troppo pitticca. Se io sono comunque entrato dentro e io sono a gusto napoletano che vendia queste cose. No, ma... Si vuole da mangiare. E io sono si vuole fare tutto. No, scettica se io si può entrare in ferie. È giusto, è vero. Se io si può entrare in ferie. Già, prenostati? No, comunque. Io se te potevo fare. Esatto. Il sicuro. Sa già risposta, che non di sotto al raso di Roma, sa già risposta positiva e ha preparato quest'urna bella, questa che io già, sì. E praticamente si è tornato Deo e professor D'Adea, pondi da Bettì. Sì. E intanto so Deo tappo pigato e reliquia, che mi hanno signor Alberti, da sapudotto montatas, preparatas, consolidatas e poi montatas a intro de surna. Surna poi deu portata in sa sala del suo trono dell'Episcopio de Castello e in cui ho fatto una cerimonia pubblica solenni poi da autenticai. Quindi scritta sa lettera di autenticazione in latino e posto sui sigillus a surna. E vianta presente su sindico e tutta una delegazione di Sant'Aglio stesso, so vianta a me la gente, mi da ricordo più di 20 persone. Poi, e te succede? Monsignor Alberti è stato giubilato.
alla sausa diocesi de Casteddu e andava a vivere a domo sua in Nuoro. E è arrivato Monsignor Mani. Monsignor Mani deppia sighiri su chi signor Alberti ha commezzao e ha donato ordini di portare questa reliquia a Santa Giusta. E sa data tanti disigiata e sta arrivata quando via da? Su 2 de maio Del 2004. Sanno dopo. Si è preparata una grande festa. Io mi da ricordo di tutto questo preparativo. Io sono andato a portare surna de Casteddu finza su confini comunali di Santa Giusta. In Gonisi ci abbiamo tutta questa popolazione di Santa Giusta aspettando e hanno tipicato quest'urna in processioni, vende a gara da portare e sono arrivati finza a Sagresia. In Sagresia ci vianta a Singiriu 10.000 persone, arrivata da tutta questa Sardegna, e in cui si è fatta sa solennità, proprio sa missa a manna, per l'arrivo di questa reliquia e sa consegna a sa comunità di Santa Giusta. Questo ha fatto un discorso, in questo discorso si dà ricordata. Beh, sì, io mi ricordo che ha ringraziato a tutto questo che viene in Guni, che viene migliaia di persone, e di Santa Giusta e bene pure di Voras di Santa Giusta. Io tutto questo mi dà ricordo questo mare de concasa. E quindi praticamente, insomma, ha paragonato che Devi Cioccheddu andavo in Sagripita, varia frisco, in domo di Via Basca, andavo a piegare su frisco e mi ci votavo il giornalino su The Black e Capitan Mickey. Ogni tanto arrivava un turista, è sempre stata meta dei turisti, certo. E piegavo di gusto il libretto di nonna mia, del 1226, gusto, praticamente devo fare Cicerone, no? Sì. E mi già diventa 5 franchi, su 10 franchi, insomma. E non che questo liburetto voi stai da studiare bene. Esatto, E ci abbiamo scritto sul liburetto? E sul liburetto, a sta strofa 24 dei Gocciusu 24, lui vi ha scritto che da si strage saracena in Casteddu han preservato su corpus tou fentomato, in Sardegna in terra anzena cale salutare vena, inesausta e portentosa. Quindi praticamente io scrivetto che di questo libro che ci diventa votata a Sagresia de Santa Restituta, questa reliquia, poi si salvare ed ispirata a Saraceno che infestanta tutta questa zona del Nosura. Certo. Ecco. E quindi a Puserrao nendi questo fuedoso, dai Casteddu t'ha tornato su popolo stimato. E speriamo onde che sia definitivamente poti poter venerare Sanzena e sa Santa Giustesa gente. E ahí ce ho fatto. Da questo momento in poi, sul reliquiario è stato calao in tre cripta, che vi è stata pensata e fabbricata proprio in previsione di questa cosa, aspettavo 800 anni, ma finalmente non è arrivata. E alcuni atturanta per merito proprio del suo sindaco Melis e non so pure ti darò grazie per la sua ospitalità. Ma devo aggiungere che oltre a suo sindaco Melis e a sua amministrazione comunale tutto, i artefici si sono stati professor D'Adea che ha cattato queste reliquie, Monsignor Alberti che si è assaggiato, Monsignor Zanda che ci irlandesce tramite pure Monsignor Ruggio, andate a Sabetti. Insomma, una bella squadra. Esatto. Io traballavo bene, però, si può dire. Grazie. Grazie a voi. Seus in su Museo Diocesano Arborensi de Aristanisi, che attesorada is prusmannus tesorus
de arti sacra de sa città de Oristanesi e de tutta sa diocesi. Entre i gustus, questa pintura, che è proprio una delle cussas prus importanti de tutta sa Sardegna, ma poitta gusto. Poitta è de sa vini de su 200 e si cree che sia sa prima pintura a sfondo dorau che sia arrebata in noi, in Sardegna, venendi de sa Toscana. Itabieus in questa pintura che si narra dossali o linnai che vi ha posto ai spalas de saltari, de orsum in latino. Bieus che ci funti commenti setti sfentanas, in sabrus mannasa, fatta a arco, a punta, gotico, c'è Nostra Signora con su Pippiu, che donando sa benedizione a Santo Giovanni, a una parte a Satra Bieuso Sant'Antonio Abadi e a Satra Santo Francisco, ma i santasa non si scidi bene che ne sianta. De sicuro si commenti su canonico Giovanni Spano, in 800 avio questa pintura in sa cripta dessa basilica de Santa Giusta in Santa Giusta, is anticus, Oristanesus e Santa Giustesus antipensau che tre santasa vessinti Giusta, Giustina e Enedina. Ovviamente Giusta è sa santa posta brusa accanto de Gesù Cristo, Pippiu, e il servitorasa Giustina e Enedina cussas bistias de arrubio postas a una parte da Satra. Ma chi esti su chi ha pintau questa tavola? Si funti vattas medas congetturas. Ischi convinciti de prusu, funti cussas chinanta chi uno si astettiu Memmo di Filippuccio, via de Siena, e atrus nanta chi si astettiu su maestro de Santo Torpè, chi via de Pisa, de d'ogna manera via da un artista toscano. E un'altra cosa che si può dire è che con ogni probabilità su che ha fatto fai questa pittura si narrà Giovanni, poi Itabieus, chi su Pippiu Gesù e donando sa benedizione cosa sua a Santo Giovanni Evangelista che stiendido fissu. Si può pensare donca che su committenti de quest'opera si naressi Giovanni o denessi Giovanni Evangelista po' protettori. Ma in moi Batteus con Caales sa diocesi che è dedicata proprio ai Santas Giusta, Giustina e Enedina. Ananti de seguire su viaggio cosa nostra con Caales, si seus firmaus pocalincuno un minuto in su ponti romano de Santa Giusta. Su ponti ai spalas cosas mias, biesi chi esti, praticamente serbia da vos origai, s'arrieddo de Oristanisi, a undi su sincinghetta da in su stani de Santa Giusta. Stani de Santa Giusta che teni di un'importanza manna a intro essa leggenda de Santa Giusta e de Santa Scumpangia cosa sua, poi esti noi proprio in su fondo de gustustani che è stato sprofondau uno di mono che ha tentato de pinigai de domu sua sa santa po' di entregai a Claudio che dia volia da violai. Poi est importanti questo ponti, poi è su delle comunicazioni antiche, proprio in summeso delle comunicazioni antiche dell'età romana, che accapianta su sud con su nord della Sardegna. E noi passata sa via principale, che via da sa strada a Caralibus Turrem, sa strada che passata, che partia da De Castello può andare a Porto de Turris, s'antica Turris Libisonis, e doncasa ottocca in s'antichità romana via da una città di massimo importo, poi tutto su noi de pianta passai, ischi andanta de uno capo a satro de s'isola, e questo si spiega come mai, in tempus med anticus, si è pozzi a nascere in noi una comunità cristiana. Su ponti commenti oi dubieus è stato fabbricau a sutta e su tempus des imperatori Traiano e doncasa in is primus annos del secondo secolo appusti a Gesù Cristo, potendi sa pedra podu fabbricai in direttura de Vordongianus.
Su viaggio de Sardigna Sagrada, in pari ai Santas Giusta Giustina ed Enedina, s'apportau finzas a Ales, ananti de sa cattedrali de Santu Pedru. Ales Terralba è l'unica diocesi in sa Sardigna che tenga po' patrona i Santas Giusta Giustina e Enedina. Sa cattedrale chi Bieusu è una dei prus bellas cattedralis de sa Sardigna, mancai sia da de origini recenti, recenti d'antivonai, poitta è stata adorrata a fai ai primus del su 700 in stili barocco. Commenti Bieusu tiene questa caratteristica, un broccio ananti dell'ingresso, con due campanili a una parte e s'altra e una grande cupola a suo centro. Ma conoscimellus is tesoros de questa cresia andauso ad abiri a intro. Seus intraus a intrus desta cattedrali de Ales o Abas, come si narra in sa lingua de su logo, che è dedicata a Santu Pedro. Questa cattedrale, come noi da Bieusu, è stata fabbricata a partire del 1690. In quest'anno, infatti, vi succede una disgrazia su campanili della Grecia antica di via d'Arruttu e ha proprio sciusciato tutta la Grecia antica. Per questo motivo, il capitolo dei canonicus e su vescovo de questo tempus ha donato incarico a un architetto che si narra Domenico Spottorno, che va su progetto della cattedrale Noa. I straballus funti a Cabausu in su 1708. Questo architetto è morto in noi in su Dusu e è stato proprio interrato a entre questa cattedrale. Spottorno ha fatto già i straballus del restauro della cattedrale antica de Casteddu e infatti si è applicato questo modello della cattedrale Oseu de Casteddu, potrà fare questa cattedrale in Ales un vago ruspittica ma su modello è questo. Quindi sta cresia tiene questa planta de grugi latina con una cupola in su centro dei brazzus e tutta una serie di cappellas da una parte e dell'altra che punti due parti. In istrantettus puro ci punti due cappellas. Questa cresia è una dei prus bellas che ci si anta in Sardegna, ricca meda de altaris, de mramoris, de stuccus, coloraus, de pinturas, ma è ricca meda puro de pratta. Tutto s'arredo sacro è fatto de pratta de prus grandus maistus che ci vestint in Sardegna in su 600 e in su 700. E tra i gustus proprio tesoros fattus de pratta c'è pure su baliotto, che è questo che a noi in moi si interessa de prusu. E andausu a si dovai spiegare del su parroco dessa cattedrale che si stai aspettando. Don Emanuele de Idda, saluti. Saluti. E su parroco dessa cattedrale de Ales de 3 anni. E questo che biesi e su paliotto che vemo narendi. Ma ananti dei questionari di questa meraviglia, ma volli fai una domanda, una pregunta a Don Emanuele. In questo libro antico, che è su breviario che narranta is predis in tutta sa Sardegna ai primus dessu 900, in sofficcio proprio des diocesi dessa Sardegna, a Sadirica 12 de maio dea gatto scritta Icci. In diocesi Uxellensi e Terralbensi, Sanctarium Juste, Justine e Tenedine, Virginum et Martyrum, Sardarum, Patronarum Principalium Diocesis. Quindi vianta questa santas, is patronas principalis de questa diocesi. Ma est ancora Icci? Del 1981 Monsignor Vescovo Antonio Tedde della diocesi di Ales Terralbia gli decide insieme con
totus predis e sa comunità, vostra devozione manna che ci via da Sardara de Santa Mariacquas de stipulare con sa congregazione un cambiamento, cioè poni Santa Mariacquas come patrona massima e invece Santa Giusta, sa Giustina de Nenina, commenti con patrona. Con patrona. E sa festa si va sempre su 14 de maio. Solennità di vodottus a diocesi. Quindi è per questo motivo che in questo paliotto ha gattauso is figuras di questa santas in pariatro santus. Ma questo paliotto si scidi Don Emanuele quando è stato fatto e de ghini? Documento su Naranta che è stato fatto sul 1760 del sopratteri Salvador Mameli. Salvador Mameli che via da un pratteri de Castello, uno dei Smellos. Dei Smellos in questo periodo. E su vescovo ghini da fatto vai? Monsignor Carcassona. A Monsignor Carcassona che ha fatto raffigurare in questo paliotto non scetti tre santas, ma tro santos puro, chi ne vonti? Esattamente, su primo e su primo raffiguravano anti e Santo Pedro, apostolo, suo patrono della cattedrale. Sì. Santo Paolo e Santo Iacco. Bene, e i tre santas in pizzus, voi proprio a significare chi vianta es patronas non dessa cattedrale ma dessa diocesi. Questo paliotto tiene di una storia recente da Boleonnai? Sì, po' volontà di Monsignor Roberto Carboni, vescovo della diocesi di Ales Terralba, del suo 2016 è stato posto in noi ananti e non pro in suo museo, poi da ogni cristiano che visita questa cattedrale possa ammirare questa bellezza e anche venerare il Santa Giusta Giustine de Nedina. E in basso ha gattauso su stemma di questo Monsignore. Monsignore si narrata Don Antonio José Carcassona Icao e San Just, un uomini longo, poi visto via da una persona di grande importo, di grande rilievo sociale. Isso via meda devoto de Santa Giusta Giustina Ienedina e alla sa un'altra opera puro in questa cattedrale, sempre accappiata in questa santa. Se è un quadro in sa sacrestia. Poi testi importanti questo quadro, donarauso subito. Questo quadro è stato pintato da un pittore castellaio che si narra Sebastiano Scaletta. E sa mostra narauso su stile iconografico di questa stressanta che poi è diventato su stile classico. Ci cesti esibiti in mezzo Santa Giusta, bestia militari, con corazza e lancia, che ha accabato de bocciri esibiti a due figure, ci punti scetti sconca segata, sai spes cosa sua, e essa proprio con su veia craccangia da questa sconca. Funti sconcas de uno giovano e de uno demonio. Su giovano duscieso che esti è uno Patrizio, un ricco giovane della città di De Aden, o Tocca, la città antica di Santa Giusta, che di bolia boga e sonoria sa santa. Poi vai gusto, si via da rivolto a uno bruscio, a uno mago, che ha da evocare uno demonio. Questo demonio si narra celsiano, questo demonio. Ma sa santa ha sconfitto e su demonio e questo giovane malo, e poi spreghiera cosa sua, si commenti gustus bolianta boccire a tutti i cristiani dessa città, sa leggenda narrata chi sta fatto pesare le acque di sto stangio, che ha proprio sommergio tutta la città. Andauso però in noi abiri un'altra opera puro di questo vescovo e andi questionare in melloso in noi accanta in suo museo diocesano. E salutauso a Don Emanuele e di dorrauso grazie a voi tutta questa gentilezza cosa sua. Grazie. Sul Museo Storico de Arti Sacra de Ales, arregolliti tutti i prendas de Brusum Portu, dessa cattedrale de Ales e calincuna cosa pure de is parrocchias dessa diocesi. Esti uno museo a riccumeda de opera spantosas e in mese gustas a nosu si interessa da biri uno servizio voi scriri, che è custu, chi deni di una storia un pago strana. Ma poi è strano,
Poi è fatto in su 1774 da un brateri casteddaio che si narrava Sebastiano Gabras, ma per ordini de Monsignori Don Antonio José Carcassona Cao e San Giusto, che ha lasciato s'ordini de vai questo servizio voi scrivi in su testamento cosa sua. E t'ha trafatto Monsignor Carcassona voi 300, isso via da uno studioso, in su 1756 ha fatto imprentai quest'opera Brevis Relatio Vitae et Miraculorum Sanctarum Virginum et Martyrum Juste Justine et Tenedine Regi Sardinie Santarum, e donca esti una storia dei 300 aggiornata in questo momento scritta in latino, e ha fatto proprio puro componni e imprentai sofficiu proprio dei 300 officium Santarum Juste Justine et Eredine Virginum et Martyrum Sardinie Maximarum Patronarum Cathedralis Ecclesiae Civitatis Salensis, quindi sa patrona principale antica dessa cattedrale e dessa diocesi de Ales, ed ha fatto imprentai poi d'ogni sacerdotto di questa diocesi potessi disse a dire 14 de maio pregai e questa santasa. A Monsignor Carcassona, poi questa santasa ha fatto operas non scetti in questa diocesi, ma vinzasa in sa città di cosa sua, in Casteddu, e andausu a Biri in Casteddu, il testo che ha fatto. Zeus calausa intro de sa cripta de Santa Restituta in su quartieri de Stampagi in Casteddu. Esti questa cripta uno dei logos religiosus più stranos, spantosos e interessantis de dotto Casteddu e de dotto sa Sardigna. Sa storia sua è meda longa, ma Deus raccontai quando eus proprio pigai in considero sa questione de Santa Restituta e de Santo Eusebio. Poi moi deppos questionai de Santa Giustina e Enedina, e ta cintranta con questa cripta. E cintranta meda poi ta questo logo che via da stetio furriau in Cresia a Singirio a sa metà de su 1200 e in noi iantavottau il reliquias che si agattanta finza in questo momento in sa cittadella giudicale de Santa Gilla, che in su 1258 è stata adotto sciusciata e distrutta de Ispisanos. I sardos vunt stetius deportaus in noi, a undi nasce aici su quartieri de Stampagi, e si vunt arrangiaus in is primus momentus, vivendi in tendas, barraccas, e gruttas antigas che ant agattau noi, das anti fattas a Cresias. E noi antipostu is tesoros mannus possa gente de su Mesuevo che vianta in reliquias. Quando poi su quartiere è stato fabbricato in muratura, i gruttas vunt stettias abbandonadas e in paria i gruttas vinzas esaltaris con a intru i reliquias proprio secondo s'usanzia del Santo Mesuevo. Sa grutta è diventata poi un montronaggio e di estettia pulia in su 1607, poi iniziativa de due studiosos, uno si narà Monserrat Rosselló e l'altro si narà Salvador Mostallino. Antifatto proprio bogai saliga dei noi 4.000 carros de terra e i tanta gattau. Duscieus de una pubblicazione fatta in su 1609 de uno para francescano che si narà di Masserpi. Isso in quest'anno ha fatto imprentare un libro cosa sua in Roma che si narrà Apodixis Sanctitatis Santi Georgi Suellensis Episcopi. E adesso su conto a defensa della santità di Santo Giorgio
obispo de Suelli, che secondo questa tradizione via proprio nasce in noi in su quartieri de Stampagi. Pocusso su vara di Masserpi si conta un vago tutta questa storia religiosa dei suoi quartieri e remona proprio i scavos che vi hanno stati fatti a noi a intro 2 anni prima. E in medas cosas che issu aviu, ita scrivi in latino: apparuerunt namque subtus terram inde erutam 2 pulcherrime cappelle. In sardo iadessi funti cumparriasa, doncasa, asutte terra che vi stati appena scavata 2 cappellas bellissimas, dei scali su una a intro e in forasa, dotto decorata cum mosaicus. E in fronti dei gusta ci funti is imaginis dei gustus 3 luminaria naradissu, iadessi candelas, lampias, e odem mosaico opere confecta, quindi fattasa con questa proprio opera mosaica. Cussas candelas o cussas lantias chi mancun sa morti puntistetias mai separadas, iad essir annai sancte scilicet naradissu Iusta Iustina et Enedina virgines gloriosissime, calari glorioso martirio coronate. Quindi santas Giusta Giustina e Enedina che in casteddu viantastetias coronadas de su martirio. Sunt enim ibi simul cum suis titulis, sagatanta ingunisi impari a iscriptionis, cosa in zoru, con scriptus proprio grarus dotus is nominisi. A intro de sa cappella che un nau c'esti un altari, in sagali altari, funti pintadas is santas Giusta Giustina e Enedina. E de seguro si podi crei che is cristianus appantavattu custu grande altari, poi ci ponni a intro sugumenti in unu onorificus sepulcru, is tumbas, is ossus dei gustas santas, appusti chi iant arricius su martirio. Dei gustas pinturas ancora calincuna arrastru sagattata in noi in custu muru. Sa cappella commenti in moi da Bieuso non è cussa che abiu di Masserpi. Infatti se noi te succedi un su 1620 proprio biri che questa reliquia avvianta su te saltari tanti demoliu antagattau un'altra parte de reliquias de Santa Giusta Giustina e Enedina e un'altra parte vi stetia agattata in su 1614 in saltari de Santa Restituta, quindi vianta stetias dividias in 2 partis. Saltari, bogando un discieso e staturao sciusciao, vinzas is annus 30 de su 1700, gando unu prelau de guss'epoca, proprio stampaginu de nascita, Don Antonio Carcassona Cao i San Just, che via meda devoto de Santas Giusta Giustina e Enedina e a decidio a spesa cosa sua a torrai a fai saltari in pedra sculpia e saltari che moi bieuso. In su niccio de saltari ci vian s'immagini de Santa Giusta e in moi sagatta da a intro una statua che bieuso esti scavizzata, ma è una statua de Gesù Cristo giudici de su mondo, su Redentorio, su Salvadori de su mondo. Esti una statua de su 1300, chissà sta gattata in noi vendisi scavoso e non scende a undi davonni tanti posta in noi, ma non ci entra nuda con questo altari. In reliquias agattadas in parti in su 1614 e in su 1620, funti stetti asportadas in sagresia noa de Santa Restituta, che stetti fabbricata a pizzo de gusta grutta, e de ingunisi, a Singirio de su 1943 in su periodo dei bombardamentos, funti stetti asportadas e cuadas a intro de sagresia de Sant'Anna e inguni scarescias, tanti chi si pensada che questas reliquias vessin tatturadas, abrugiadas e distruttas, asutta deis bombardamentus de su 1943 che iant mesu sciusciau sagresia.
Po fortuna si funti salvadas e funti torradas a s'agattai in su 1997. E grazie a questo fatto, Deo e tutto ha potuto su grande onore de podi studiare queste cascittas de reliquias, pubblicadas in isautus de un convegno dedicato a sa figura de Santo Eusebio e Gregorio Magno, che si via da organizzare in Castello in su 1993, isautus funtistetius pubblicaus in su 99, e in cui c'è proprio tutta sa descrizione dei gustos arricchigliaris, dei gustus coffinus de reliquias, dei gustus coffinus de reliquias, de cascias punti proprio, cascias de reliquias dell'Inna, una buona parte e cussa che è stata applicata in su 2013 e portata solennemente in Santa Giusta in su 2004, può essere allogata in sa cripta de sa Gresia de Santa Giusta accanto de Oristanisi, a un di punti veneradas de tutta sa popolazione. A posti dessi stetti a scopertas in sa cripta de Santa Restituta in su 1620, i reliquias de Santas Giusta, Giustina ed Enedina funti stetti a sprazzias a metadi. Una parte è stata allassata a sa parrocchia de Sant'Anna de Stampagi, a un desegata proprio sa cripta de Santa Restituta. E invece s'altra parte è stata portata in noi, a su santuario dei martiri de Saseo de Castello, e tudata in noi, in sa cappilla de Santo Luciferro. Is figuras dei santas si binti, vistias de bianco, poeta in su libro des Apocalissi è scritto che i santos martiris antisciacquao is bistiris cosa sua in su sangoni de sangioni e vunti diventatas più biancas de sani, e poi portanta in mano su sprammas che è su segnale de su martirio e uno vettoni de ferro che stetio imperau po da storturai. Bieu puro una gresiedda, e i santas a Singirio, e questa gresia è sa gresia in onore Cosenzoro che s'agatta accanto de Oristanisi, antica sede de diocesi. Pari proprio che nos indipozzaus a fastiai de torrai casi ad ogni puntata de Sardegna Sagrada in sa Biblioteca Universitaria de Castello, che è sa grande incungia dei librus pros antigus e pros rarus de sa Sardegna. Sa speranza è che i bibliotecari non da cabin tipo s'arrosci e deo in moi per questa occasione può ringraziare a suo direttore Martino Marangon e a tutto il suo personale per l'ospitalità che santi sempre donau. Poi taseu venio custotta in biblioteca universitaria, può biri su primo libro che è stato imprentato a Pizzu de Santa Giusta, Giustina e Enedina, che è questo, La vida y milagros de las bienaventuradas virgines Giusta, Giustina y Enedina, saccata dall'archivo della Santa Iglesia de Oristán. Questo libro è stato imprentato
po' iscurasa de gustu Antoni Martis, chi via da unu canonicu dessa cattedrali de Aristanisi, issu iannau chi ad agattau gustu manoscrittu e da fatto imprentai in Sassari in su 1616. Questo libro si conta tutta sa storia de Santa Giusta e de scompangia suas, de commenti esti converti a su cristianesimo, de commenti sa mamma che via pagana da maltrattata, da posta presoni, da discutta, malamenti, finza sagasi a da bocciri, de commenti e compario Gesù Cristo dotto un giriau de angelus a questa femmina mala, poi di vai liberai a sa santa, Cleodonia si indesta ziccata ad almenti de questa apparizione di Gesù Cristo e des angelo che si incemotta, e issa giusta è staturata meri de domo. In cussa comincia da sa storia de sa tentazione che s'attento de patti de uno nobili cavalieri de Aden, che si narà Claudio, su cali da di convinci a si goiai con isso, da tentata in ogni maniera, da fatto propostas, di mandasa, da promittias, a sa fini adi giccau a uno brusciu, poi convinci a Giusta desi goiai con isso, porti in magica. Giusta, con su segnale della Santa Croce, ha sempre vinto tutte le tentazioni de gusto giovane malo e de maniera particolare ha vinto ai arti magicas de gusto brusciu che vi ha stato assumio de Claudio che si narà Cebriano, Zugali con s'aggiuto de uno demonio che si narà Celsiano e ha proprio provato a ci da bogai de domo da entregai a questo Claudio. E a un certo punto proprio a posti de dotto certo so che issa giusta attento con suo demonio, con questo Cebriano, fai a Gesù Cristo una preghiera finale, poiché ia comprendi che isso su boliante a bocciri dotto is cristianos de Aden. E vai di questa preghiera proprio narada. Spentumma o Signori, su prusa a fondo che si possa spentummai e alluppa in sacco a meda a sa città di de Aden, con totus is idolus cosa sua e totus is chi dus adoranta. Is calis tui duscisi in s'infinita tua sabiduria, chi mai anta crei a tui, e ne mancus santa convertiri mai a sa lei cosa tua. E non contentus de committiu grandus malvagidadis contra is servidoris tuus, in moi punti pensendi de dus bocira tottusu, pod accabai po sempre con issusu. E luegosu, si conta da su canonico Martis in questo libro, e luegosu, ai scomandos de Santa Giusta is acquas de su stangioni funti crescias e ante accarreggiau a tottu sa città di de Aden, a Lupendi, a Claudio, a Cebriano e a tottus is atrus inimigus deis Christianus, is calis Christianus si funti salvaus, reunendisiri in sa domo de Giusta, chi è s'unica a essi atturada in su sciuttu. Donca sabieus commenti is hominis de su Mesuevu e de sa prima età moderna si figuranta Santa Giusta, commenti una dei gustas feminas sardas, feminas de arrevesa, ma arrevesa e pago, femmina de venditta. E proprio via de questa maniera euso dorrai a agattai a Giusta in un luogo che noi andauso a visitare, sa Gresia de Santa Giusta in Susatto de Chiaramonti, un luogo strano, a un divari proprio che s'inferro e su paradiso arribinta si toccai. E tutto in nomine de gusta santa de vinditta, sa santa vendicadora Giusta. Andauso in pari a scoperre questo luogo. Seus arribauso in su coro de Sanglona e sagattausa intre sa gresia de Santa Giusta di Orria Pizzinna. Questa gresia apparteniada in su Mesuevo a questa bidda o isparessia che si narà proprio Orria Pizzinna. Su primo documento che cristiana de questa gresia
è un atto di donazione di Maria Dettori che si è fatto in 1205 a Isparas Camaldulesus. Donca questa gresia esisteva da già in questo periodo. Commenti da Biusoi però è stata adorata a fare in su 600, in su 700 e addirittura restaurata a Savini del 800, anno su 1895, quando è stato fatto saltare dei mramori del suo scultore Vammao Giuseppe Sartorio. Questa gresia è una dei più misteriose dedottus a Sardegna, poiché proprio a sutta dei saltari, e che si può dire di una ventanedda aperta in sa scalera dei saltari, c'è una mizza, tuttora via, di acqua che sa gente danara acqua miraculosa. Tanti che in noi sagattanta un montone di votus de gente divota che ottengono sa grazia e alla sao in noi su testimonio desta gratitudine cosa sua. Questa gresia si può dire che sia stata fabbricata a pizzo di una fontana coperta di sedati nuragica, commente gusta tanti può fare un esempio di Santa Cristina de Paoli Lattino. Infatti, commenti Santa Cristina, pia santa de acqua poita marturiata all'uppendida in sul lago de Bolsena, Santa Giusta puru e Santa de acqua poita Eubio, chi ha pregato a Gesù Cristo, chi alluppessit in sacqua de sustangioni, dottus paganus de Aden ottoca, chi voliant asperdi ai scumpangius sus cristianus. Doncasa, una santa, chi via Santa puru de venditta. È una leggenda de venditta, si conta a pizzo proprio de questa gresia. In su muro settentrionale de questa gresia si binti sticchiuso proprio a entrare su muro 4 sconcas de morto. E sa vari storia narada che questa sconcasa vessinti de 4 schiavos de una principessa che di naranta giusta che anta interrao in noi un grande tesoro e che vessinti stetius bocciuso po no scoviai a undi gusto tesoro vessi stetio acquau. Atrus naranta invece che gustus teschius questa sconcas de morto fessinti de 4 bandidus che si vianta serrausa entre questa gresia una notte, poi gicai su tesoro de Santa Giusta. E che Santa Giusta essi serrausa volta de sa gresia e si fatto cresci s'acqua de sa fontana, come ha fatto cresci s'acqua de su stangione de Santa Giusta, e essi dall'uppau a gustus 4 bandidus. E isconcasa postasa ingoni, poi vai timmi ad 8 isatrus che potessinti essi benius povra fanai a sa gresia. Doncasa biesi proprio un mistero a pizzo de satro. E con questo mistero strano de Santa Giusta, de questo luogo de motti e de sanitadi, serrauso questa puntata de Sardegna Sagrada e si donauso appuntamento a sa prossima. Questa vaina è stata fatta con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.